Buongiorno, le principali notizie. A Palermo la manifestazione per non dimenticare i 2 operai morti in via Marturano, la rabbia dei partecipanti, non si può morire senza giustizia. E a Catania i sindacati tornano a chiedere, dopo la nostra inchiesta in piazza Lupo, sicurezza nei cantieri. Convalidato il fermo del 16enne accusato di aver ucciso Gabriele Vaccaro. Si aggravano le posizioni anche dei 4 amici del giovane, devono rispondere di omicidio, di concorso in omicidio. Domani l'autopsia. Ieri migliaia di persone alla fiaccolate di Favara e Pavia. Nuovo caso sospetto di malasanità nel Trapanese. Muore un paziente oncologico di Mazzara del Vallo che, nonostante 2 ricoveri in 2 ospedali diversi, è deceduto per un'emorragia. I familiari chiedono verità. A Caltanissetta, con la retata antimafia azzerata, la cosca di Alberto Musto, che voleva estendere i suoi affari illeciti a Gela, dalla gestione delle piazze di spaccio al business dei rifiuti. Al culmine di una lite per futili motivi, colpisce a calci e pugni 2 uomini finiti in ospedale per gravi lesioni. A Randazzo, nel Catanese, denunciato l'aggressore. A Niscemi la musica diventa solidarietà. Sabato 25 aprile va in scena l'Arte Questa, il concerto di beneficenza a sostegno delle comunità colpite dalla frana di gennaio. Tra i nomi Mario Biondi, Luca Madonia, Sugar Free e Lello Analfino. Il Catania domenica, con diretta su Telecolor, sarà di scena in casa dell'Atalanta Under 23. Toscano non avrà Quaini e deve ridisegnare il centrocampo. Buongiorno, benvenute e benvenuti. Dunque, manifestazione ieri sera in via Marturano. Siamo a Palermo, dove, lo ricorderete, il 10 aprile hanno perso la vita 2 operai. Non si può continuare a morire così, è una morte ingiusta, dicono le associazioni, i sindacati e anche appunto tutti quelli che hanno partecipato ieri. Sentiamo Marco Gullà. Quando muore qualcuno dobbiamo unirci tutti. Quando muore qualcuno senza giustizia, senza tutele, ci dobbiamo unire tutti. Associazioni, sindacati e liberi cittadini ieri sera hanno partecipato alla manifestazione in via Marturano, luogo della tragedia sul lavoro, in cui il 10 aprile scorso hanno perso la vita 2 operai, Najah Jaledin e Daniluk Tiberi Mikai. Dopo quasi 2 settimane, adesso è il momento della rabbia e soprattutto si chiede che venga fatta giustizia. Palermo non può più girarsi dall'altra parte, deve cambiare adesso, perché il lavoro deve essere dignità, non una condanna a morte. Proseguono le indagini per accertare come sono morti i 2 operai. Intanto quello che è stato certificato fino adesso è un rosario di irregolarità. Vi rendete conto che noi, per una città di 700.000 abitanti, quinta città d'Italia, abbiamo un ispettore del lavoro che dovrebbe controllare ogni giorno tutti i cantieri, la sicurezza dei cantieri, la regolarità delle posizioni dei lavoratori? Allora poi, come dire, a pensar male si fa peccato, però spesso ci si azzecca. Restiamo in tema di sicurezza sul lavoro, perché abbiamo documentato operai senza caschi di protezione sul tetto dell'ex palestra Lupo. Siamo a Catania e abbiamo anche denunciato anche questo durante un nostro servizio del TG. Il segretario della CGIL, De Caudo, dice situazione gravissima e inaccettabile. La CISL dice si vigili di più sui cantieri. Tonino De Mana. Senza caschi, senza dispositivi individuali di protezione, sul tetto dell'ormai quel che resta dell'ex palestra Lupo, ancor peggio, sotto lo sguardo delle forze dell'ordine che presidiavano il cantiere. In una regione e in una città, Catania, dove di lavoro si muore, la nostra denuncia e le nostre immagini sono davvero un pugno nello stomaco per chi dibatte e combatte le morti bianche. Incidenti a volte evitabili se solo si rispettassero normative e leggi. A Piazza Lupo evidentemente non è stato così. Tuona il segretario generale della CGIL di Catania, Carmelo De Caudo. Chiediamo spiegazioni immediate al responsabile dei lavori, all'amministrazione comunale e all'ispettorato del lavoro affinché si accertino eventuali responsabilità e si intervenga subito. La sicurezza è un diritto fondamentale, non è un costo. La CGIL continuerà a vigilare e denunciare ogni irregolarità. Servono maggiori controlli ed un coordinamento per vari cantieri aperti in città per ridurre incidenti e limitare disagi, ribadisce la CISL con una nota a firma di Maurizio Attanasio, segretario generale, e di Giuseppe Famiano, segretario generale della Filca CISL Etnea.
A Pavia convalidato il fermo del 16enne accusato dell'omicidio di Gabriele Vaccaro, lo ricorderete, il giovane di Favara. Si aggravano intanto anche le posizioni dei 4 giovani accusati di concorso in omicidio. Domani sarà eseguita l'autopsia, intanto migliaia di persone alle fiaccolate di Favara e Pavia proprio per chiedere giustizia per Gabriele. Davide Sardo. Convalidato il fermo del sedicenne accusato dell'omicidio di Gabriele Vaccaro. Il giovane resta nel carcere minorile Beccaria di Milano e dovrà rispondere anche del tentato omicidio del 26enne di Ribera intervenuto per difendere l'amico. Si aggravano intanto le posizioni dei 4 ragazzi che erano con lui. Per loro si ipotizza il concorso in omicidio oltre all'omissione di soccorso. Domani è prevista l'autopsia sul corpo di Gabriele, un passaggio fondamentale per chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti. E mentre la giustizia fa il suo corso, il dolore si trasforma in partecipazione. 2 fiaccolate in contemporanea a Favara e Pavia hanno unito migliaia di persone. In testa al corteo a Favara gli amici di sempre, con una foto gigante di Gabriele. Subito dietro i bambini della scuola calcio con uno striscione. Ho giocato con Gabriele negli anni 2017-2018, un ragazzo, che dire, a parte che non ci sono parole per quello che è successo. Non si può perdere la vita a soli 25 anni in questo modo. Gabriele ci lascia un vuoto incolmabile, era un ragazzo d'oro. Il silenzio rotto da un lungo applauso nella piazza Cavour, illuminata da un grande cuore di luce. Un abbraccio collettivo che attraversa 2 città e tiene vivo il ricordo di Gabriele. Nuovo caso sospetto di mala sanità nel Trapanese, il caso della morte di un paziente oncologico di Mazzara del Vallo che nonostante 2 ricoveri in 2 strutture diverse è deceduto per un'emorragia. I familiari adesso chiedono verità. Laura Spanò. Chiede giustizia alla famiglia di Giuseppe Ingargiola, 41 anni, paziente oncologico di Mazzara del Vallo, morto sabato scorso al pronto soccorso della Belaiello. L'uomo, che soffriva di un tumore alla mandibola, vomitava sangue ad ogni colpo di tosse. Martedì della scorsa settimana era stato ricoverato prima a Mazzara, poi al Civico di Palermo per un attacco. Da questa struttura sanitaria però era stato dimesso senza alcun esame e sabato mattina era stato portato nuovamente alla Belaiello, dove è deceduto. Ora i familiari vogliono sapere come mai i medici di 2 strutture sanitarie non sono riusciti a salvare il loro congiunto. Seguiti dall'avvocato Valeria Liuzza hanno presentato denuncia ai carabinieri, mentre la procura di Marsala ha aperto un fascicolo. Il calvario di Ingargiola inizia nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 aprile, quando ha un'emorragia. Viene portato alla Belaiello, vi rimane per tutta la mattinata ed è stabilizzato con una trasfusione di sangue. I familiari chiedono ulteriori accertamenti e il paziente viene trasferito a Palermo, dove Ingargiola rimane fino a venerdì in attesa dell'attacco che viene rinviata di ora in ora e mai eseguita. L'uomo torna a casa, le sue condizioni sembrano buone. Sabato la ricaduta e il ritorno alla Belaiello. Alle 15 la situazione precipita e dall'area emergenza viene trasferito in osservazione breve. Alle 23 i familiari vengono informati del decesso. Ora la salma è stata sequestrata. Il legale ha chiesto l'acquisizione delle cartelle cliniche dei 2 ospedali e dell'Istituto Nazionale Tumori dove era in cura il paziente. Dal canto suo l'ASP di Trapani ha attivato le procedure di verifiche relativamente agli eventi avvenuti solo alla Belaiello. Adesso ci spostiamo nel Palermitano, dove un uomo ha perso la vita in un incidente mortale a Carini, ferite gravemente anche altre 2 persone. In via Messina Marine invece, sempre a Palermo, un tir si è ribaltato coricandosi sul fianco, ostruendo il passaggio e il traffico è stato paralizzato per ore. Marco Gullà. Un giovedì nero per le strade palermitane dell'Interland. Ieri in tarda serata un incidente mortale si è verificato in via Gaspare Cusumano a Carini. Un uomo di 50 anni, Massimo Guarneri, è morto nello scontro tra la Renault Clio, di cui era la guida, e una Lancia Y. Gravemente ferita la donna di 54 anni che viaggiava con lui e il conducente di 46 anni dell'altra auto. I 2 feriti sono stati trasportati a Villa Sofia in codice rosso. Un altro incidente, meno grave, si è invece verificato
avvenuto questa mattina in via Messina Marine. Un autoarticolato si è ribaltato dopo uno scontro con un'auto e si è coricato su un fianco, ostruendo qualsiasi possibilità di passaggio, come vediamo da queste immagini. I conducenti dei due mezzi hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Città per diverse ore spezzata in due, con ripercussioni inevitabili sul traffico cittadino. ZTL sospesa per permettere l'accesso in via Roma e snellire il traffico che ha interessato diverse parti della città. A Caltanissetta, con la retata antimafia di ieri, aniscemi e 35 arresti, azzerata la cosca di Alberto Musto, che voleva estendere i suoi affari illeciti a Gela, dalla gestione delle piazze di spaccio al business dei rifiuti. Gerritalia. Un disegno preciso, fatto di alleanze, mediazioni e nuovi affari, è quello che emerge dall'inchiesta dei carabinieri coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta, che ha acceso i riflettori sul progetto di espansione del clan niscemese verso Gela. Al centro la figura del boss Alberto Musto, già condannato e ritenuto dagli investigatori punto di riferimento sul territorio, non solo per il controllo delle attività illecite, ma anche per la capacità di inserirsi e dialogare con altri contesti mafiosi. Un ruolo riconosciuto anche all'esterno. È malato di malavita, diceva in un'intercettazione un esponente vicino alla famiglia gelese degli Emanuello. Secondo gli inquirenti, Musto avrebbe avuto un ruolo anche nella gestione delle tensioni legate allo spaccio di droga proprio a Gela. In questo contesto si inserisce la figura di Giuseppe Sammartino, ritenuto attivo nelle piazze locali e finito in contrasto con un altro soggetto della zona. Sarebbe stato proprio Sammartino a rivolgersi a Musto per ottenere un intervento, un passaggio che secondo gli investigatori serviva a far pesare la copertura del gruppo niscemese e rafforzarne la presenza in città. Ma è soprattutto sul fronte economico che il progetto prende forma. Il settore dei rifiuti diventa strategico, oli esausti, plastica, vetro, un business in espansione, e il passo successivo era chiaro: replicare il modello a Gela, cercando autorizzazioni, contatti e coperture. Un piano che però, almeno secondo gli investigatori, non avrebbe raggiunto una presenza capillare in città. Nonostante i tentativi e i contatti avviati, l'espansione si sarebbe a un certo punto fermata prima di consolidarsi. Resta però il quadro di un'organizzazione pronta a muoversi su più fronti, tra traffici illegali e infiltrazioni nell'economia legale, un equilibrio sottile dove affari e controllo del territorio si intrecciano nel segno della mafia. La Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex presidente della regione Totò Cuffaro, detenuto agli arresti domiciliari. Cuffaro è indagato per traffico di influenze e corruzione, insieme ad altre 8 persone. Tutti gli indagati sono accusati di aver pilotato un concorso per la stabilizzazione di operatori socio-sanitari. E a Palermo, falsi incidenti stradali per ottenere risarcimenti illeciti, indagate 5 persone per associazione a delinquere, falso e frode assicurativa. Le indagini si sono avviate su sinistri simulati e certificazioni modifiche false utilizzate per ottenere risarcimenti non dovuti per 110.000 euro. Indagato fra gli altri un medico del pronto soccorso, un operatore sanitario, un titolare dell'agenzia di pratiche auto e 2 organizzatori dei finti incidenti. Adesso nel Catanese una lite per futili motivi si trasforma in una aggressione. 2 uomini finiscono in ospedale a Randazzo per gravi lesioni. Desiree Ferlito. È stato individuato e denunciato in poche ore dai carabinieri della stazione di Randazzo un 34enne ritenuto responsabile dell'aggressione ai danni di 2 uomini. I fatti, documentati da queste immagini, sono avvenuti in un bar del centro del paese. Quella che sembrava una conversazione tranquilla si sarebbe trasformata improvvisamente in una lite a suon di pugni. Il titolare del locale, nel tentativo di calmare gli animi, avrebbe invitato i 2 a uscire, ma una volta in strada la situazione è degenerata. L'aggressore avrebbe colpito con un pugno un 66enne e il gestore, intervenuto per separarli, sarebbe stato a sua volta aggredito e colpito al volto. La violenza però non si è fermata. L'uomo sarebbe rientrato nel bar e avrebbe scatenato la sua furia contro il suo bersaglio, colpendola alla testa fino a fargli perdere i sensi. Solo l'intervento del titolare del locale, che ha cercato di difendersi con un mattarello, avrebbe messo fine all'aggressione. Entrambi i feriti sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale di Bronte per una prognosi di 30 giorni. Determinanti per le indagini le immagini di videosorveglianza e gli accertamenti dei militari che hanno rintracciato l'aggressore nel cantiere in cui lavorava. L'uomo avrebbe ammesso le proprie responsabilità parlando di un litigio nato per banali motivi.
Il Senato approva in via definitiva il decreto Niscemi per fronteggiare l'emergenza maltempo, ma mentre la politica accelera, sul territorio restano criticità, famiglie in difficoltà e donazioni ancora ferme. GR Italia. Il decreto Niscemi è diventato legge. Il Senato ha dato il via libera definitivo al provvedimento che introduce misure urgenti per affrontare le conseguenze della frana e del maltempo che ha colpito Sicilia, Sardegna e Calabria. Dopo l'approvazione alla Camera, il testo è passato per alzata di mano. Tra le misure principali, la sospensione dal 18 gennaio al 30 aprile di alcuni versamenti tributari e contributivi per cittadini e imprese con immobili danneggiati nei comuni interessati. Prevista anche la proroga di 3 mesi per la cosiddetta rottamazione quinquies e lo stop temporaneo ai pagamenti dei canoni di leasing, sia per immobili inagibili sia per beni strumentali alle attività produttive. Interventi pensati per dare respiro immediato, ma a Niscemi, una delle realtà più colpite, il quadro appare più complesso. Per molti cittadini e le prese con case danneggiate e valore immobiliare crollato, gli sgravi fiscali non bastano senza risarcimenti diretti. Molto probabilmente dovremo attuare una class action proprio per tutelare anni di nostri sacrifici buttati letteralmente nell'immondizia ambientale. E mentre si attendono gli effetti concreti del decreto, emerge un altro nodo. Secondo il Comitato Evento Franoso, diverse associazioni, onlus e soggetti privati avrebbero raccolto donazioni destinate ai cittadini colpiti, fondi che però nella maggior parte dei casi non sarebbero ancora stati distribuiti né trasferiti al comune. Solo poche eccezioni avrebbero già provveduto, un ritardo che alimenta tensioni e richieste di trasparenza. Già il comune di Niscemi sta provvedendo a dividere in maniera proporzionale le somme che sono andate al comune. Speriamo che altrettanto le associazioni che hanno fatto queste raccolte si adoperino per dividere le somme alle famiglie sfollate. Il comitato si dice pronto a collaborare per accelerare le procedure, ma il tempo per molte famiglie è già scaduto e mentre il decreto resta in vigore, a Niscemi la vera emergenza resta trasformare le promesse e i fondi in aiuti concreti. A Catania ripresi i lavori in piazza Maiorana e arrivano le prime risposte dopo le segnalazioni di ristoratori e residenti. Tonino De Mana. Si vedono finalmente gli operai ed arrivano anche le prime rassicurazioni per ristoratori e residenti che ricadono nell'area del cantiere per la riqualificazione di piazza Angelo Maiorana. Dopo il nostro servizio che evidenziava le difficoltà degli operatori della ristorazione, rimasti senza marciapiedi e soprattutto senza tempi certi di consegna dei lavori, siamo stati promotori di un confronto diretto, agevolato anche dall'impegno del vice sindaco di Catania Pesce. Ognuno ha spiegato le proprie ragioni, partendo dai disagi dei titolari delle attività che si affacciano sulla piazza. Vi sentite un po' risollevati in questo senso? Se ci garantiscono la pavimentazione, come dice lui, il massetto, sì. E il fine lavori il più presto possibile entro l'estate, sì. Le rassicurazioni maggiori sono il fatto che loro iniziano nuovamente a lavorare, il fatto che ci danno delle scadenze per la consegna della piazza. Ed arrivano le prime risposte. Lunedì cominceremo a sistemare quello che era il marciapiede. Realizzeremo una prima parte che è praticamente il massetto sul quale sarà posato la pavimentazione finale e per ridurre il disagio. Tempi di consegna della piazza? Su piazza Maiorana il programma prevede di finire a meno della piantumazione delle nuove essenze entro fine luglio. Intanto procedono gli interventi per l'abbattimento dell'ex palestra Lupo. Il doppio ponte di primavera riempie la Sicilia e gli aeroporti fanno registrare numeri da record. Nonostante le tensioni internazionali, la regione resta tra le mete più amate. Desiree Ferlito. Nonostante le incertezze legate ai conflitti internazionali e al caro carburante, il doppio ponte del 25 aprile e del 1 maggio regala numeri da record negli aeroporti dell'isola. Tra Palermo e Catania attesi circa 785.000 passeggeri in poco più di 10 giorni, con un aumento significativo rispetto allo scorso anno. Solo a Fontanarossa, secondo i dati della SAC, sono previsti 2.694 voli, con un incremento del 3%. 445.000 i passeggeri previsti per i ponti, con un aumento del 5,2% rispetto al 2025. A trainare sono le rotte estere, con un incremento che supera il 15%, mentre il turismo nazionale resta stabile. In crescita anche il Falcone Borsellino a Palermo, dove transiteranno 340.000 passeggeri, con un aumento del 5% rispetto allo scorso anno. La giornata del picco sarà il 1 maggio, con 212 movimenti e oltre 33.000 passeggeri in transito. Dati positivi che al momento ridimensionano gli allarmi per le ripercussioni che la guerra in Medio Oriente potrà avere nella prossima stagione estiva dell'isola. Molto però dipenderà dall'evolversi della crisi internazionale.
La Sicilia al momento risponde e lo fa con numeri da boom. Dopo il nostro TG alle 14.30, Sicilia 24 Focus, Lorena Dolci incontra Viviana Mazza, la giornalista catanese corrispondente del Corriere della Sera, che ha intervistato Trump quando al telefono il presidente USA attaccava la premier Meloni. Appuntamento tra poco su Telecolor in streaming su siciliaweb.it. Ci fermiamo, una breve pausa e poi andremo a Niscemi, dove si sta organizzando un concerto di beneficenza per il 25 di aprile. A Niscemi la musica diventa solidarietà. Sabato 25 aprile in piazza Vittorio Emanuele va in scena L'arte è questa, il concerto di beneficenza a sostegno della comunità colpita dalla frana di gennaio. Tra i nomi Mario Biondi, Luca Madonia, Sugar Free e Lello Nalfino. Roberta Lunghi. Quando noi artisti possiamo dare il nostro piccolo contributo, a esserci per sensibilizzare su un problema o qualcosa, insomma dobbiamo appunto esserci, rispondere subito. E a dire presente saranno in tanti a Niscemi, dove la frana ha lasciato ferite, le note diventeranno voce di rinascita e abbraccio collettivo. Sabato 25 aprile, piazza Vittorio Emanuele si trasformerà in un grande palcoscenico di solidarietà con Art is This, l'arte è questa, il concerto nato per sostenere la comunità dopo la frana dello scorso gennaio. Sul palco si alterneranno grandi nomi della musica italiana che hanno voluto esprimere la loro vicinanza, da Mario Biondi a Lello Analfino e la T-Orchestra, Alessio Bondi, Bella Morea e molti altri artisti, insieme a Luca Madonia e Sugar Free, ospiti oggi a Buongiorno Sicilia. Siamo lì perché è importante esserci, siamo tutti amici e cercheremo di dare il meglio di noi a gente che ha bisogno di quantomeno distrarsi un minimo e sentirsi abbracciata. Se la vita ha un senso in questa vita, allora torneremo a viverla perché non è finita. Sicuramente una manifestazione del genere ci fa, come dire, ci fa suonare con una profondità maggiore. Perché avevo bisogno di te, perché avevo bisogno di noi, perché avevo quel sogno da vivere una volta ancora. Durante la serata condotta da Desire Ferlito e Ruggero Sardo, il pubblico potrà partecipare a una raccolta solidale con donazioni libere destinate a un fondo ufficiale del comune per sostenere concretamente Niscemi. Il ministro Lollobrigida ha inaugurato con una spremuta di arancia rossa in mano alla 40ª edizione del McFruit di Rimini. Portiamo la Sicilia delle eccellenze, ha detto l'assessore regionale all'agricoltura San Martino. Orazio Longo. Straordinaria, come la Sicilia. Con la spremuta di arancia rossa di Sicilia IGP, il ministro Lollobrigida ha inaugurato la 40ª edizione del McFruit a Rimini, la fiera internazionale dell'ortofrutta. Promuovere le nostre produzioni è il primo obiettivo da raggiungere, ha spiegato il titolare del Dicastero all'agricoltura. Promuovere le nostre produzioni spiegando che differenza c'è tra questo e quello che viene prodotto in altre aree del mondo senza rispetto dell'ambiente, del lavoro e ovviamente non dando la stessa qualità di prodotto. L'arancia siciliana è il top nel mondo e ovviamente già si è affermata in maniera particolare, essendo l'indicazione geografica a maggior valore per la regione, è anche un esempio per il sud. Il presidente Diana lo rappresenta bene, è un grande risultato che dovrebbe essere imitato anche da altri prodotti, perché questo crea valore aggiunto e quindi ricchezza ai produttori. Oltre ai soliti abbinamenti è il titolo dell'iniziativa che ha visto poi lo speciale matrimonio consistente in un accordo di collaborazione tra l'Arancia Rossa e la Piadina Romagnola. Una Sicilia presente con l'eccellenza della produzione agricola, ha spiegato l'assessore regionale San Martino. Portiamo con noi anche la capacità dei nostri agricoltori di avere concentrato nel settore dell'ortofrutta le varietà tropicali, quelle varietà che oggi stanno arricchendo il panere del nostro paese e che stanno dando prospettiva a nuovi mercati. Produciamo DOP e IGP e siamo in grado oggi di poter testimoniare qui da Rimini che la Sicilia è protagonista anche nel settore ortofrutticolo. Una breve pausa, poi il calcio. Il Catania domenica con diretta su Telecolor sarà in casa dell'Atalanta Under 23. Eccoci al
Calcio, il Catania domenica con diretta su Telecolor sarà di scena in casa dell'Atalanta Under 23. Toscano non avrà Quaini e deve ridisegnare il centrocampo. L'ultima mezz'ora con il Potenza, con tanta qualità in campo, serve da trampolino per il futuro. Marco Carli. L'ultima giornata per raggiungere l'obiettivo minimo del secondo posto, ma anche la consapevolezza che dopo gli errori e le ripartenze di questi ultimi 3 mesi, le prospettive potrebbero essere diverse, potrebbero regalare quello per cui si lavora dalla scorsa estate. Per arrivarci si riparte da Caravaggio e dalla partita con l'Atalanta Under 23. In casa Catania tutti si augurano che la seconda tappa della corsa sia il 17 maggio per i quarti di finale dei playoff. Servirà pareggiare con i nerazzurri per averne la certezza, ma anche con la sconfitta il secondo posto arriverebbe in caso di contemporanea vittoria della Salernitana. Al di là dei numeri, Toscano però vuole inevitabilmente vedere progressi nella sua prima settimana intera di lavoro da quando è tornato in panchina. Dovrà, gioco forza, ridisegnare il centrocampo, dove Quaini è squalificato e dove non è sicuro il recupero di Corbari. Qualora l'ex Entella non ce la facesse, insieme a Di Tacchio potrebbe giocare l'ex Jimenez, che nell'ultima gara ha dato la scossa alla squadra insieme a Cicerelli, uno dei diffidati in casa rossazzurra, con Bruzzaniti, Di Noia, lo stesso Di Tacchio e il tecnico toscano. Dato questo che andrà preso in considerazione perché un'eventuale squalifica peserebbe nella prima dei playoff. Ma Toscano sa di poter contare sulla qualità dei suoi interpreti, quella che negli spareggi promozione potrebbe fare la differenza e quella che, come dimostra anche l'ultima mezz'ora con il Potenza, non manca di certo in casa Catania. Serve sfruttarla a pieno. È tutto, la prossima edizione alle 19. Grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.